Questa è Chioggia, ci troviamo tra la laguna veneta e l'Adriatico. Chioggia è pre-romana e sotto i romani era importante per la produzione di sale. Con il declino e caduta dell'impero è stata invasa e dominata da vari popoli barbari, ma essendo dipendente dal lontano impero bizantino è riuscita sempre, come altre città della laguna, a mantenere una certa indipendenza che porterà alla formazione della Repubblica di Venezia. Alla fine del XII secolo, dal punto di vista amministrativo, si passa dai tribuni al podestà, un emissario di Venezia posto nelle più importanti città, tra cui Chioggia, che porterà la supremazia di Venezia sulla politica interna delle varie città della Serenissima. Nel 1379, durante la guerra di Chioggia, è stata presa dai genovesi per un anno, per essere poi ripresa da Venezia. Con la caduta di Venezia nel 1797 passa prima ai francesi e poi agli austriaci. Nel 1856 è stata visitata dall'imperatore Francesco Giuseppe e da Sissi. Durante la seconda guerra mondiale, dopo il 25 aprile del 1945, rimanevano ancora truppe nazifasciste e solo grazie alla resistenza si arresero il 27 aprile, evitando il bombardamento a tappeto della città. Oggi Chioggia ha il più grande mercato ittico dell'Adriatico, importante per la coltivazione del radicchio e per il turismo culturale e balneare.